Dunque adesso ci stiamo spostando verso il nuraghe del Basciu. Sono, come abbiamo detto prima, 50 metri. Guardate, il sentierino che li collega è agibile, è in piano tra l'altro. Qua sicuramente in questo pianoro adesso ci sono, vedete, delle pietre sospette sotto i cespugli, quindi probabilmente si sviluppava anche un insediamento, perché ecco, guardate, da lì a qui, cioè, sono veramente 50 metri e cioè, è impensabile che fossero due comunque insediamenti separati. Eccoci, così arrivati. Intanto si vede già. Guardate che bello questo, che adesso voglio capire se tipo è naturale o naturale, cioè se è artificiale questo qui davanti. Che figo. E poi là dietro, sotto quell'albero, lì c'è la... Oh, il dito si vede, no? Lì c'è il nuraghe. Ecco qua ancora, guardate tutto questo pietrame sospetto. Cioè, guardate che figata questa storia. Cioè, ma questo non è naturale, cioè comunque sono pietre poggiate. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, questo mi dà l'idea di essere... Cioè, guardate che... Cioè, ma stiamo scherzando? Sì, questa è una parte del muro esterno. Adesso... Sembra, sono blocchi giganteschi. Guardate qua. Ma stiamo scherzando? Bello. Sì, perché poi ci sono tutte queste pietre in mezzo che fanno... che diciamo compensano. Ah, intanto qua c'è una fucina o tana di cinghiale che oggi non c'è. Speriamo che non sia nelle vicinanze, che non lo stiamo disturbando. Guardate questa pietra qua adesso, sembra lavorata, guardate, guarda Dani, questo pietrone qua molto particolare. Poi qui ci sono, ecco, tutto il crollo, i muri sono coperti dalla vegetazione. Cerchiamo di fare qualche volo col drone per capire un po' cosa resta della struttura. Ecco un altro pezzo di muro là. Qua io mi sto tenendo perché è scivoloso e non voglio finire qui a terra, come dicono. Eccolo qua, guardate, è coperto dal lentisco, ma sì, è coperto dal lentisco, ma si intuisce. Opla. Eccolo. Allora, provo a salire qua su. C'è un pezzo di camera e poi guardate, ci hanno messo questa croce di legno con filo spinato sulla cima. Ecco qua, qui c'è un pezzo, adesso scendo giù. Ecco qui, siamo dentro la stanza centrale. Qui c'è questa apertura che non so se è tipo il crollo oppure ci fosse, vedete questa pietra qua messa di traverso, se fosse, ah no, e qua c'è un altro pezzo. Guardate che prova, cerco di navigarlo per capire un po' le dimensioni. Sì, da questa parte si vede un altro pezzo di muro, lo stesso. Tanto guardate questa croce. Intanto qua sì, già si vede un muro. Vediamo un po' se riesco a scendere, cercando di rimanere intatto. Sì, anche questo, come per l'altro, come per tantissimi della nostra zona, si sfrutta sempre il fattore, vedete, del blocco di roccia, e poi viene costruito l'opera muraria intorno. Da questa parte non si vede tantissimo, provo a andare dall'altra parte. Ah, guardate anche qua. Sì, vabbè ragazzi, guardate anche qui questo pezzettino di muro che c'è qua. È strano però, perché
la pietra è molto più piccola della... Voglio vedere se... Ah, eccolo lì, devo provare a salire là sopra. Però vi evito i ragli mentre mi arrampico, quindi ci vediamo dopo. Sono quasi arrivato. Eccolo, non so se lo riuscite a vedere, sì, assolutamente. Ancora una frazione di muro. Qua che si infila nella fitta boscaglia, io evito adesso di entrarci dentro perché sinceramente ho già dato, guardate, un pezzo di coccio. Ecco qua un'altra cosa curiosa, questo bel grumo di argilla, bello, guardate che bello, anche bello grande, e inizia a piovere, mi sa che dobbiamo riscendere correndo e volo. Con questa acquerella è arrivato il momento di dirvi grazie, probabilmente andiamo a vedere un altro sito, quindi nulla ci vieta di pensare che ci rivedremo fra un po'. Se non ci rivedremo, allora seguiteci, mi raccomando, su tutti i social. Siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, siamo su Twitch con le live del giovedì, siamo su YouTube, quindi non avete scuse per non seguirci. Da Martino, Danilo e Giuseppe per oggi è forse tutto, ci aggiorniamo alla prossima, grazie e ciao. Amici carissimi, nonostante ci siamo salutati come avevamo mezzo prospettato,